I 36 anni quasi che sono passati non diminuiscono l'emozione di rivivere comunque dei momenti di ricordo di Francesco che per noi è sempre presente nel cuore. Un ricordo che ritorna anche alla città con il recupero dell'orto conservativo ideato dal professor Gianni Anselmi per salvare quelle specie definite 40 anni fa inutili e che invece oggi in tema di salvaguardia dell'ambiente tornano prepotentemente importanti. Mio papà ha avuto una buona idea quando ha inventato, oltre che questo aspetto di conservazione della specie, anche un'idea che anche all'interno di ambienti fortemente antropizzati, come può essere una città come è la città di Treviso, ci possono essere dei ritagli in cui l'uomo non va come fruitore, ma va come servitore. Un servizio che però per anni e dopo la scomparsa del professore la città sembrava aver dimenticato. Era ormai degradato da più di 10 anni. È uno spazio fondamentale sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista didattico. La precedente amministrazione, malgrado capisco la problematica intricata, difficile, le convenzioni, i comitati, eccetera, però malgrado avessero dei buoni intenti, nulla avevano fatto. Dopo la sistemazione complessiva e il dimensionamento delle varie specie, l'orto conservativo torna alla città con un nuovo albero piantumato come simbolo di uno spazio ritrovato, soprattutto per i cittadini. Assessore, tutto bello, ma non è che adesso venga di nuovo chiuso e torni nel degrado. Come farete per tenerlo vivo? No, assolutamente, noi intendiamo, come abbiamo fatto, riconsegnarlo alla comunità. Faremo una manifestazione di interesse per capire chi vuole prendersi in carico appunto l'utilizzo dell'orto conservativo, però resta sempre fruibile da chiunque ci voglia venire all'interno del quartiere San Paolo, San Liberale o di tutta Treviso.